Parliamo ora della fuga del personale dai reparti di emergenza urgenza. Anche in Veneto sono sempre meno i sanitari disposti a lavorare in pronto soccorso, tra mille difficoltà come la mancanza di posti letto, i ritmi sempre più frenetici, l'attrattività del privato che sottrae professionisti al sistema sanitario pubblico. Il punto con Lucia Cappelletti. Nel 2018 mancavano 147 medici, nel 2022 i posti in meno erano diventati 229, una situazione speculare a quella degli infermieri. La fuga del personale dai pronto soccorso del Veneto, come avviene anche nel resto d'Italia, è l'emblema di una sanità pubblica che arranca. I reparti di emergenza-urgenza sono quelli che più subiscono la pressione degli utenti, che spesso non trovano una risposta nella medicina territoriale. È un dramma annunciato, nel senso che la medicina territoriale era in sofferenza da tantissimo tempo, non sono stati fatti correttivi utili a porre un argine a questo sistema e per cui oggi chi lavora in pronto soccorso è sostanzialmente costretto a far fronte ad una mole di lavoro e ad un'intensità di accessi che rende la vita veramente difficile a questi professionisti. Ritmi di lavoro sempre più sostenuti, difficoltà a dare una risposta rapida e immediata a fronte di problemi gestionali come la mancanza di posti letto, retribuzioni tra le più basse in Europa e in ormai 21 strutture su 26 a coprire i turni vacanti sono le cooperative esterne, una situazione confermata anche dai sindacati dei medici. La sempre maggior carenza di medici in pronto soccorso va ricercata nell'aumento dello stress lavorativo, in turni ravvicinati di servizio che per mancanza di personale vengono quindi aumentati da parte del personale dipendente, dal confronto con i medici gettonisti, liberi professionisti che possono scegliersi il loro turno di lavoro e guadagnare da 2 o 3 volte nella stessa unità di tempo, nella sempre maggiore aggressività che a volte si riscontra a livello dei parenti o dei pazienti all'interno dei pronti soccorsi nelle lunghe attese che inevitabilmente ci sono, visto l'afflusso di persone. La prefettura